C'è un luogo comune, secondo me, quando si parla di Luis Buñuel, che è quello di Buñuel surrealista. Ora, surrealista Buñuel lo era, ma il fatto è che era un surrealista naturale, era un surrealista prima del surrealismo. Poi dalla Spagna va a Parigi, viene invitato, introdotto dai surrealisti storici, quelli di André Breton, nel gruppo, realizza con Salvador Dalí, realizza dei film, di cui Dalí entra molto nel primo. Però io vedrei questo più come una carriera parallela che non una vera e propria adesione che non sia personale, perché si potrebbe anche dire che i surrealisti hanno trovato Buñuel, non che Buñuel abbia trovato i surrealisti. Tant'è vero che quando si trasferisce in Messico si trova di fronte al problema di realizzare dei film che non sono di avanguardia come erano Un Chien Andalou e L'Âge d'Or, anche perché sono film che devono incassare, non ha un nobiluomo francese ricchissimo che lo finanzia come per L'Âge d'Or. E tuttavia il surrealismo di Buñuel continua in questi film. E per capirlo vorrei menzionare quello che diceva un grandissimo critico che è Eduardo Bruno sul suo film Las Hurdes. Las Hurdes è un film del 1933 su un territorio poverissimo della Spagna, quindi siamo prima del viaggio in Messico. E diceva Bruno, è un documentario su una zona poverissima. E Bruno diceva, Buñuel scortica la realtà, affondando negli strati profondi di una surrealtà, letteralmente caricando questo suo surrealismo, sur-realismo, di significati ultra-realistici. Voglio dire che per Buñuel, il Buñuel messicano, come il Buñuel de las Hurdes, surrealismo non vuol dire inventare genialmente dettagli e particolari, lo dico fra virgolette, assurdi, ma vuol dire trovare nella realtà aspetti che vanno al di là della realtà, sur/realtà. E quando si trova in Messico a fare dei film volutamente commerciali, nel senso che il produttore Danziger voleva degli incassi naturalmente, tuttavia nei suoi film inserisce degli elementi irrazionali, buñueliani, dei segni che creano un tessuto che corre sotto la storia del film. Per cui abbiamo, e qua l'esempio è ovvio, Elle, e abbiamo una storia in cui tutto torna, se non per il fatto, d'accordo, che stiamo vedendo la storia di un matto, ma quante storie di matti abbiamo visto nel cinema, e tuttavia abbiamo dei dettagli sconvolgenti, dei dettagli surreali, scusate il bisticcio, che appaiono sotto questa storia. Una mia riflessione, in un certo senso, nei suoi film messicani, Buñuel realizza il rapporto dei surrealisti storici con film come King Kong.
I surrealisti storici adoravano il King Kong del 1933. Ma il King Kong del 1933 non era un'opera d'avanguardia come i film che vengono oggi chiamati surrealisti nelle storie del cinema. Era un'opera totalmente commerciale e tuttavia i surrealisti, a mio parere assai giustamente, vi trovavano questo tessuto surreale al di sotto. E la stessa cosa vale per i film di Buñuel, il quale approfitta anche di questa sua libertà. Non c'è arma più pericolosa del cinema se è in mano a uno spirito libero. Approfitta di questa sua libertà per inserire nel film richiami completamente personali, fregandosene nel modo più assoluto di un riferimento diegetico. Faccio un esempio solo perché non ho qui il brano da farvi vedere. Avete presente che a un certo punto il geloso, si siede sulle scale, prende quel ferro che tiene a posto il tappeto e comincia a battere sulle scale. Certamente inquietante. La protagonista resta molto inquieta. Ma noi sappiamo che Buñuel si era portato dietro fin dall'infanzia il ricordo dei tamburi di Calanda. I tamburi di Calanda sono dei tamburi con le bacchette, fra l'altro tratte da grucce lasciate come ex voto, che venivano, non penso si faccia ancora purtroppo, usati in una celebrità religiosa e ogni anno questi tamburi rullavano al massimo. Ora in tantissimi film di Buñuel tornano proprio i tamburi di Calanda, senza spiegazione, senza neanche una particolare giustificazione diegetica. E tornano anche qui. Voi direte, sì, ma lui picchia per influenzare, per spaventare. No, non picchia per spaventare, picchia per esprimere il suo stato psicologico. Ma le galline, i film di Buñuel sono pieni di galline. C'è un motivo per cui ci siano le galline ai film di Buñuel? No, non c'è. O molto, molto, molto tenue. Mi viene in mente adesso un grandissimo regista americano che è David Lynch. David Lynch, anche lui, inserisce molti dettagli personali non necessariamente giustificati all'interno dei suoi film. Mentre per esempio, adesso ho già preso una deviazione pericolosa, perdonate la digressione e torno subito a bomba. Mentre per esempio un regista americano quasi altrettanto grande, ma molto più classico, che è Steven Spielberg, avrete visto il suo bellissimo film sulla sua infanzia, Fabelmans, Steven Spielberg non farebbe mai questo. In Spielberg tutto rientra rigorosamente, classicamente, nella giustificazione diegetica. E Buñuel, classico, non è di sicuro. E il film si apre, e anche qua torniamo proprio sulle ossessioni personali private di Buñuel, si apre con la funzione della lavanda dei piedi. Qui farei partire il primo brano.
Qui abbiamo tre cose. Abbiamo l'accostamento, l'ironia dell'accostamento e i fantasmi privati di Buñuel. L'accostamento è il passaggio ovvio dal piede nudo al piede calzato. Però attenzione, già nel piede nudo, a proposito, non si vede sul piccolo schermo televisivo, ma me lo ricordavo a memoria, sul grande schermo si vede, il primo dei ragazzi che sono lì per farsi lavare i piedi mastica chewing gum quando lo vediamo. È il passaggio dal piede nudo al piede calzato, erotico, dell'altro sesso. Però già il piede nudo viene erotizzato e infatti ci sono due primissimi piani, quando intanto c'è l'insistenza su questo piede che Buñuel rende anche con uno zoom, come avete visto. Poi c'è un primissimo piano del ragazzo a cui viene lavato il piede, che è un primissimo piano assolutamente pasoliniano, erotizzato. Come del resto c'è un'insistenza del prete nel baciare il piede nudo. Nota che il prete, che è un personaggio del film, non è mai caratterizzato come omosessuale. È un erotismo legato al piede stesso. E c'è anche un primissimo piano di Francisco, del protagonista, che vede questo erotismo, si accorge, è un primissimo piano di reazione. Segue una soggettiva, chiaramente una soggettiva, non solo per l'angolazione, ma perché va avanti e poi torna indietro. Una soggettiva che dal piede nudo, erotizzato, passa alle scarpe, ai piedi, va avanti e poi torna sui piedi della protagonista, della futura moglie. Al che Francisco, il quale, come avete visto, ha la fascia di un ordine religioso laico e serve l'acqua, eccetera, Francisco molla tutto ed esce. E questo è il... Perché parlavo di fantasmi di Buñuel? Perché voi sapete che il feticismo del piede, della scarpa e della gamba è fondamentale in Buñuel. Te gustan mi piernas, ti piacciono le mie gambe? Sentiamo in Ensayo de un crimen, estasi di un delitto. Ma c'è anche un'altra piccola cosa, la dialettica fra, giustamente il Signore diceva che ci ricordava che è sabato, che oggi è giovedì santo. È molto buñueliana questa coincidenza. La dialettica fra l'umiltà dell'atto penitenziale, si lavano i piedi in segno di penitenza, eccetera, e la sessualizzazione feticistica dell'atto stesso. È una bestemmia senza bestemmiare. Qua mi sono annotato questa citazione del critico Vicente Sánchez Biosca. La religione cattolica è uno strumento di piacere per il perverso Buñuel. E Francisco insegue, corre dietro a questa donna che lo ha colpito, le offre l'acqua santa che lei rifiuta, la segue, c'è la visita dell'avvocato con le cattive notizie. Oh, Francisco è il cavaliere perfetto. E avete visto che
che ha trasferito la Chiesa come luogo di elezione delle sue pulsioni. Il discorso della sua causa, C'è un rapporto, ovviamente, fra il suo delirio di possesso dei terreni, perché è chiaro che lui non ha diritto a questi terreni, e il suo delirio di possesso della moglie. Tutti e due sono paranoici. E fatto sta che più vengono fuori problemi nella causa, più Francisco è paranoico nel rapporto con la moglie, come avete visto nel film. Un altro aspetto importantissimo, col servo e con la cameriera, la grande ingiustizia del film. Il servo ha messo le mani addosso, o peggio la cameriera, quella piange, va a piangere dal padrone e Francisco dà ragione alla cameriera e per questo la licenzia. Il licenziamento della vittima. Voi sapete che Buñuel, come del resto anche i surrealisti storici, era un grande amante del Marchese de Sade e il Marchese de Sade ha scritto una coppia di libri, Justine e Juliette, che hanno per sottotitolo rispettivamente Le sventure della virtù e le prosperità del vizio. Questa cameriera impara la sventura della virtù. Secondo la visione anarchica e surrealista, ma ripeto, non nel senso del surrealismo storico, ma certamente feroce di Buñuel, più sei innocente, più sei colpevole. C'è un proverbio che mi piace citare che Buñuel conosceva, proverbio spagnolo: cría cuervos y te picarán los ojos. Alleva corvi e ti beccheranno via gli occhi. E se ci pensate, in tutti i film di Buñuel, quando c'è una vittima, il fatto di essere vittima la condanna, o per una intrinseca malvagità. Avete presente i barboni del film Viridiana, o che poi si ribellano e violentano la loro stessa benefattrice, o perché questo è il destino. Avete presente Los Olvidados, i dimenticati, che sono dei dimenticati, ma per questo sono tanto più colpevoli nella logica feroce della vita. Don Francisco va in chiesa, poi pedina Gloria, la pedina fino a scoprire che è la fidanzata del suo amico Raúl. Ipso facto va da Raúl, ed è un caso che la ditta dove lavora Raúl, si vede molto bene nel cartello, sia la ditta Sade. E tra l'altro anche noi in Italia abbiamo avuto una ditta Sade che è stata responsabile del disastro del Vajont. E lo invita a cena con la fidanzata. Francisco è la prima apparizione tutta in tondo della figura centrale dell'opera di Buñuel, il santo perverso, il grande santo e grande peccatore nello stesso tempo. Quest'uomo che si vanta di essere, che è un cavaliere perfetto, tuttavia invita il suo amico e la sua fidanzata proprio per portargliela via. E ci sarebbe da dire qualcosa anche su questo
su questa sua folle casa che è un misto di architetture strane. Lui dice: Francisco l'ha costruita mio padre tornando dall'Esposizione Universale di Parigi. Stop! È la casa che si era costruito il padre di Luis Buñuel, il quale si era costruito una casa proprio in questo stile. Aneddoto, non c'entra niente con él. Quando morì il padre di Luis Buñuel rimase chiuso in camera con una pistola pronta. Non si sa mai. A tavola, discorso sull'amore, l'amour fou, e uno di quegli episodi stranissimi che appaiono in Buñuel e spostano il film dal livello strettamente narrativo all'emergere della surrealtà. L'episodio del servo, con questa assurda, comico intermezzo, in cui lui sente un rumore e c'è il servo che in uno sgabuzzino, quanti sgabuzzini in Buñuel, quanti armadi, in uno sgabuzzino sta trafficando con dei vecchi mobili con un'immensa nube di polvere. Cosa che è chiaro che Buñuel non avrebbe mai potuto fare in un film americano, perché sarebbe stato immediatamente tagliata. Può farla nel cinema messicano. Lui si trova benissimo nel cinema messicano perché ha la possibilità di far emergere questi elementi incongrui, che invece nel cinema classico americano devono essere diegetizzati, cioè inseriti in una struttura narrativa forte, avere una spiegazione diegetica. Poi corteggia Gloria, c'è un bacio sulle labbra che in una connessione ironica si trasforma in una esplosione. Raúl che sta lavorando altrove, però quello che è più importante non è la connessione bacio-esplosione, è la violenza di questa ellissi. Sono passati degli anni chiusi in questa, mangiati da questa connessione. E Raúl torna a casa, torna in Messico, investe quasi una persona che sembra una suora, fra l'altro. È Gloria, impaurita, e lui le offre una spalla su cui piangere e lei dice: non ce la faccio più. Domanda di lui: se è tanto tremendo, perché l'hai sposato? Ha ingannato anche me. Ripeto, l'innocente in Buñuel è quello a cui bisogna dare più sulla testa, non soggettivamente ma oggettivamente. Tanto più sei innocente, tanto più sei colpevole. E qui entra un flashback del tutto libero, perché come avrete notato vedendo il film, il flashback è chiaramente il racconto di Gloria, però contiene degli episodi che Gloria non può avere visto. Entra questo flashback e abbiamo il viaggio in treno in cui spunta la paranoia di Francisco, il quale fra l'altro le dice: parlami come fossi un confessore. Vedete, l'elemento della chiesa, eccetera, è sempre presente. Questo è un film che comincia in chiesa e finisce in chiesa, con una coda in convento però. E la psicopatia.
siccome lei non ha niente da raccontare, vuol dire che nasconde qualcosa. Questo, vedete, è lo stesso meccanismo paranoico molto diffuso su Facebook e sui social delle teorie del complotto. Gli elefanti in Francia sono particolarmente bravi a nascondersi, ma non ci sono elefanti in Francia. Vedi come sono bravi? Questo è il concetto del paranoico Don Francisco. Raccontami, non ho niente da raccontare, vedi che sei colpevole? Non c'entra, ma mi viene in mente un bel film, oggi dimenticato un po', che parla, che ha qualcosa di simile, che è Ben There, Oltre il giardino di Hal Ashby, quello in cui Peter Sellers è un giardiniere semideficiente che viene preso da tutti per un genio. E c'è un passaggio di questo film che io adoro, in cui i pezzi grossi, i poteri forti, incuriositi da questo tizio che va anche in televisione e dice cose assurde ma tutti lo prendono per geniali e ironiche, dicono bisogna investigare sulla sua storia. Poi ricevono un rapporto, non c'è nessuna traccia di lui negli archivi dell'FBI e della CIA e robe simili. Ma qui arriva la battuta bugnelliana. Solo un ex agente di grande esperienza riesce a cancellare così completamente. Per cui, vedete, la mancanza di informazione diventa rovesciata come informazione. È il principio della paranoia, naturalmente, ed è il principio di Francisco nel film. E infatti, so che ve ne aveva parlato anche Paolo nell'introduzione e mi scuso per la ripetizione, alla Cannes questo film piacque moltissimo come esempio di delirio paranoico. L'associazione degli psicoanalisti argentini usò questo film come testo da proiettare nei seminari come esempio di psicopatia paranoica. La cosa divertente è che Buñuel disse in una intervista che gli interessava Francisco più dal punto di vista entomologico che da quello psicologico. Non so se sapete, Buñuel era un grande appassionato di entomologia, studiava gli insetti, tutti insetti e affini, tutti tranne che i ragni, di cui aveva paura ed era una paura familiare. Vedete, la storia di Buñuel sembra un film di Buñuel, ma in effetti c'è questo arco che congiunge l'autore con la sua opera. Mentre l'autore classico deve sparire, l'autore Buñuel porta se stesso sullo schermo, ma non come autobiografia, per l'amor di Dio, non gliene fregava niente, come ossessioni e piccoli tratti che si chiariscono quando li scopri. E quindi si carica nell'altra cuccetta del treno, però poi nel cuore della notte le chiede perdono. La città dove sono in viaggio di nozze. Ricorderete che c'è una panoramica, un'inquadratura fissa dall'alto sulla città, che è normalissimo, è quello che si chiama establishing shot, un'inquadratura che ci dice il posto. Però non possiamo dimenticare che moltissime opere di Buñuel partono o contengono un elemento documentario. Francisco dice che le cose viste dall'alto sembrano più innocenti, è un suo pallino, e c'è tutta la scena con il signor Riccardo che viene a salutare e naturalmente desta la gelosia, dire gelosia, sì, la gelosia ma in senso paranoico di Francisco. E qui abbiamo una scena
che dobbiamo assolutamente vedere, quando Francisco è convinto che lo spiino. ¿No quieres ponerle unas letras a mamá? No es necesario. Por favor, salúdala de mi parte. ¿Cuánto tarda en llegar el café? No funciona ese timbre. Ya casi se me han quitado las ganas de tomarlo. Qué mal servicio hay en este hotel. Iré yo mismo. Camarera. Señor. Venga. Diga usted, señor. ¿Sabes quién está ahí detrás de esa puerta? ¿Quién? Ahora dime que no tenía razón. El tipo ese que tú conoces se ha venido a vivir al cuarto de al lado. No es posible. ¿Cómo que no? Si lo acabo de ver yo. Tal vez estuviera ahí antes de nuestra llegada. Ese individuo se ha mudado de cuarto para estar junto a nosotros, porque tú le gustas. Ven aquí. Nos está espiando. Francisco, ¿qué vas a hacer? Se apartó. Ahora mismo voy a terminar con esta situazione indigna. Con che cura, io direi con che amore, Francisco mette a posto le scarpe nello sgabuzzino, nell'armadio. L'armadio è sempre il luogo dell'inconscio. Non posso divagare troppo, ma vorrei ricordare l'angelo sterminatore. L'armadio, con questo mettere in ordine le scarpe, è il luogo dell'inconscio. L'armadio è questo, è il suo inconscio, è il feticismo della scarpa, anche voltandole, ordinandole. E poi questa magnifica scena dell'occhio, questa magnifica scena dell'occhio. Intanto l'idea che venga spiato. Alt! Noi abbiamo visto che c'è qualcosa di sospetto nel buco della serratura, il rumore iniziale e il cambiamento. Vedete, nel cinema di Buñuel non si può mai dire bianco o nero, bisogna dire bianco e nero. Il cinema di Buñuel ubbidisce alle leggi dell'inconscio, dell'ES, che, diceva il dottor Freud, non conosce il principio di non contraddizione. E la stessa cosa vale per Buñuel. E non esiste il principio di non contraddizione. E questo è il motivo per cui è così difficile raccontarlo, vero? Perché a raccontarlo, per chi non l'ha visto, proviamo delle enormi difficoltà. Digressione che non potrei permettermi, ma la faccio lo stesso. C'è un film delizioso di Woody Allen che conoscete che si chiama Midnight in Paris, in cui Woody Allen è finito, il protagonista, che è una specie di copia giovane di Woody Allen, è finito nella Parigi degli anni '20 e in una festa incontra Louis Buñuel e, giusto per fare un paradosso temporale, gli racconta la storia dell'angelo sterminatore, girato decenni dopo, pensando di dargli l'idea. Solo che Buñuel non capisce e si arrabbia. Ma perché non possono uscire? Dice. È un esempio di come sia difficile raccontare Buñuel anche a Buñuel stesso. Lo spillone, questo ferro da calza, che ci fa sobbalzare anche se non ferisce nessuno.
Se c'è un'immagine famosa in tutta l'opera di Buñuel, naturalmente è l'occhio che viene tagliato all'inizio di Un chien andalou. Ma bisogna ricordare che in tutta l'opera di Buñuel c'è un continuo attacco all'occhio, all'organo della vista. Un paio di esempi. La selva dei dannati, con il chiodo verso gli occhi del prete. Oppure gli occhi forati. Oppure in Viridiana, ricordate la gag della donna che dice vi faccio una fotografia, quando sono tutti, si alza la gonna, con una analogia fra l'occhio reale, l'occhio meccanico che è la macchina fotografica e l'occhio pornografico che è il sesso al posto della macchina fotografica. E poi negli scritti di Buñuel ci sono continui riferimenti agli attacchi all'occhio, E lo vedremo il brano più tardi, nel suo capolavoro Estasi di un delitto, In cerca di un crimen, che fra l'altro è il film gemello di El. Per tutto il film c'è la centralità dello sguardo, che poi se vi dico che è un film sulla frustrazione ci capiamo. E quindi questo attacco all'occhio. Dopodiché Francisco esce, litiga con il signor Riccardo e qui, guarda caso, Riccardo viene aggredito, Riccardo lo picchia, Francisco finisce per terra, Riccardo gli dà un calcio, per questo viene considerato il colpevole e mandato via dall'albergo. Come vi dicevo, più sei innocente, più sei colpevole. E naturalmente, sempre in questa linea, Francisco rientra in camera barcollante e dice a Gloria è tutta colpa tua. Ma segue nel film, non immediatamente, un altro esempio di colpevolizzazione dell'innocente, o forse di perfido gioco di Don Francisco. Perché qua, ricordate la scena dell'ingegnere. Francisco dice a sua moglie, intanto Francisco, che non vuole mai nessuno, invita a cena l'ingegnere, costruendogli intorno addirittura un ricevimento. Poi dice, avete visto come non solo dice alla moglie mostrati gentile con lui, che poi è un termine abbastanza ambiguo perché è il modo in cui una mezzana direbbe a una prostituta quello è un cliente, ma avete visto come la spinge, per poi attaccarla per avere fatto quello che voleva. E a tavola, dopo, tiene il muso e legge il giornale invece che parlarle. Però poi si abbassa e guarda sotto la tovaglia, vede i piedi di lei, c'è una serie di campi controcampi che si rialza con un sorriso, le dice che è bella, la dà un bacio in bocca violento a tavola, con lei che mastica, lei lo respinge per ovvio pudore, preferisci l'avvocato, avevo detto ingegnere ma volevo dire avvocato, preferisci l'avvocato, Di nuovo, siamo nella zona di intersezione fra la paranoia e la malvagità. Del resto, è una malvagità paranoica. In Sade troviamo momenti simili. Il telefono che suona, la telefonata di Gloria alla madre, la madre accorre, Francisco la sequestra un attimo, le parla e la madre diventa complice di Francisco. Non dobbiamo dare troppo la colpa
alla stupidità della madre, perché ricordiamoci che c'è una grande abilità dialettica di Francisco. Francisco ha conquistato Gloria con la sua abilità dialettica, portandola via al suo amico. Ma certamente nel momento in cui Gloria viene criticata dalla madre, abbiamo di nuovo il concetto sadiano che l'innocente deve pagare più del colpevole. Gloria va a parlare col prete e di nuovo si ricrea la stessa storia della madre. Quando dopo di ciò torna a casa, si accinge a salire le scale con inquadratura della scala verso di lei, angolata dall'alto, tutti vedendo avete detto Hitchcock. Tutti avete detto Hitchcock. È puramente hitchcockiana. Non sappiamo, io penso di sì, ma non ho prove, non sappiamo se Buñuel abbia tenuto presente l'Hitchcock di alcuni anni prima, ma sicuramente Hitchcock ha tenuto presente il Buñuel alcuni anni dopo, nella scena della cella campanaria, che quella sì, ci rivedremo fra poco. Prima però abbiamo Francisco che ha una pistola nella tasca della vestaglia, appare alle sue spalle con una musica thriller, o se preferite hitchcockiana. Sei andata a lamentarti con padre Verasco, non racconterai più a nessuno i nostri fatti privati. Le spara e lei cade giù. Fine del flashback. Ma non fine di Gloria. Perché? Perché vediamo loro due in auto e il povero Raul dice sì, ma e Gloria, sei stupita al vedermi vivo? La pistola era a salve. Anche questo è del tutto surreale, ovviamente, questo salto e questo, non vorrei dire recupero dialettico, perché recupero darebbe l'idea di sistemare un errore. Questo scherzo. Altra digressione che non posso permettermi, me la tengo brevissima. Qui siamo nella patria del cinema muto. È un autore meraviglioso di cui sono stati mostrati i film all'imprescindibile Festival del Cinema Muto, è il francese Louis Feuillade, il quale è anche l'autore di un serial bellissimo che si chiama Les Vampires, i vampiri, interpretato da Musidora. Les Vampires non sono vampiri nel senso odierno, ma sono dei ladri, con Musidora come super ladra mascherata. Perché menziono questo? Perché Feuillade nei Vampires ha un modo di procedere che è totalmente surrealista, se vogliamo, ante litteram, o buñueliano ante litteram, come in questa scena, che la storia cambia man mano che va avanti. Per fare un esempio, incontriamo nei Vampiri il capo dei vampiri, che è, chiamiamolo Haig, non ricordo come si chiama, e lo vediamo per un paio di episodi, come l'osco capo della banda. Poi all'inizio di un altro episodio incontriamo di nuovo Haig e c'è una didascalia. Il capo dei vampiri Haig era un abilissimo ipnotizzatore. Questo non è mai stato detto, non è mai stato agito, non è mai stato mostrato negli episodi precedenti. Improvvisamente questo allargamento rovescia ovviamente il mondo narrativo. Non ci stupiremo che i surrealisti storici adorassero Feuillade e in particolare il suo Fantomas. Qui abbiamo un meccanismo molto simile, quello di una sorpresa che non viene preparata in nessun modo, che non viene giustificata in nessun modo, che semplicemente Buñuel ci scaraventa in faccia. Naturalmente questo poteva farlo, lo ripeto, in un cinema povero, nel senso buono, come quello messicano,
non avrebbe mai potuto farlo in un cinema, in un film americano, a meno di non andare in quella che viene chiamata comunemente la serie B, che anche in America si permetteva, non con tanta audacia, alzate d'ingegno simili. Comunque Francisco aveva caricato la pistola a salve. Il protagonista di Estasi di un delitto, che vi ho già citato, Arcibaldo de la Cruz, notate il nome de la Cruz, Arcibaldo de la Cruz è un assassino, solo che non uccide nessuno, come vedremo, perché muoiono per conto loro. È un eroe dell'atto mancato, ma anche il nostro Francisco di Hale, anche se non c'è l'ironico destino che frustra i piani di Arcibaldo, anche il nostro Francisco di Hale è un eroe dell'atto mancato, e l'atto mancato è il fantasma che attraversa tutta l'opera di Buñuel, dall'inizio alla fine, come in un arco. Telefonata sulla causa che va male, Francisco pensava già di avere vinto e lui chiede a Gloria di stare con lui perché è troppo depresso. Dove vuoi andare? Al cinema. Non mi va. Alle corse dei cavalli. Allora è meglio il cinema. Dice anche mi dà fastidio la felicità degli stupidi. E allora dove vanno? Vogliamo vedere dove vanno? ¿No es esto maravilloso? ¿Crees que puede compararse con el cine o con las carreras? Sí, es muy hermoso, pero yo prefiero los sitios donde hay gente. Allá tú. Yo en cambio me siento feliz aquí, en la altura, libre de preocupaciones y de la maldad de mis queridos semejantes. Mira, ven. Ahí tienes a tu gente. Desde aquí se ve claramente lo que son. Gusanos arrastrándose por el suelo. Dan ganas de aplastarlos con el pie. ¿Qué cosas dice Francisco? Eso es egoísmo puro. ¿Y qué? El egoísmo es la esencia de un alma noble. Yo desprecio a los hombres, ¿entiendes? Si fuera Dios, no los perdonaría nunca. Gloria, ¿Qué? ¿te das cuenta de que estamos solos? De que nadie podría ahora impedirme que te castigase. ¿Qué dirías si te agarrara por el cuello y te arrojase al vacío? ¡No grites! ¡No grites! Voy a empujarte hasta el morro y arrojarte a la calle para ver cómo te estrellabas contra el suelo. ¡No grites! ¡No te asustes! ¡Es una broma! ¡Gloria! ¡Regresa! ¡Idiota! ¡Vete con tu gente! ¡No me haces falta! Non possiamo dire che questo Hitchcock non l'avesse visto, assolutamente. Del resto i due ovviamente si conoscevano e si stimavano. Qui finisce il flashback, e Raoul in macchina osserva la cosa più intelligente che dice in tutto il film. Osserva Gloria, sembra che ti piaccia soffrire. E questo è vero, non solo gli innocenti sono colpevoli, ma anche gli innocenti vogliono essere puniti. E naturalmente Francisco vede i due che sono che parlano e va a piangere dal cameriere. L'attore ricordava, non voleva girare questa scena perché pensava che lo prendessero per gay, uno che va a piangere in camera del cameriere. Però
questa camera è già surreale. Avete visto questa camera con ruote di bicicletta e poster di ciclismo. E va a piangere con la Marilyn che dice che non la uccideresti, assolutamente non finire in galera, e sale le scale camminando a zig-zag, cosa importantissima, poi si siede sul gradino, prende il bastone di metallo e comincia a battere, i tamburi di Calanda. A questo punto però io vorrei farvi vedere 5 minuti scarsi di Ensajo de un crimen, estasi di un delitto, dove il protagonista sta a Francisco come la farfalla sta alla crisalide, cioè è lui. Allora mi racconti la storia? Ah sì, hai ragione. Vuoi sapere la storia di questo Carillon? Sì. C'era una volta un mago. La mamma ha detto che era un re. Beh sì, ma il re è venuto dopo. Prima la scatola apparteneva a un mago. Dove vivono i maghi? Nell'aria, nell'acqua e nel fuoco. Un giorno il mago donò la scatola a un re. Devi sapere che il re aveva parecchi nemici di cui voleva liberarsi. Il mago, facendogli il dono, gli disse: ogni volta che farai suonare questa scatola, morirà uno dei tuoi nemici. Poi che cosa è successo? Successo che un giorno il primo ministro, che era un traditore, raccontò al re che la regina si era messa d'accordo con i suoi nemici e stava complottando contro di lui. Il re allora la fece chiamare e le ordinò: guardami negli occhi. La regina non osò obbedire. Il re credette che questa fosse una prova della sua colpevolezza. Senza pensarci 2 volte fece allora suonare il carillon e la povera regina cadde al suolo fulminata. Però il mago, quando venne informato... La favola mi aveva fatto una grande impressione. Avrei potuto anch'io, come possessore della scatola magica, disporre della vita delle persone? Confesso che feci suonare il carillon con l'inconscio desiderio di provare se era vero. E istintivamente mi voltai a guardare l'istitutrice. Appena mi accorsi che era morta, pensai che ero stato io ad ucciderla. E devo dire che questa convinzione suscitò in me un piacere morboso. È logico che me ne renda conto solo adesso che sono un uomo. Sì, provai un godimento intenso. L'ebbrezza di sentirmi potente. Devi ammettere che si tratta di una debolezza molto umana. Ho l'impressione però che i miei ricordi d'infanzia non le piacciono granché. A dir la verità mi sembrano spaventosi. Se lo avessi immaginato non avrei certo insistito perché me ne parlasse. Preferisco credere che si sia divertito alle mie spalle. Quello che le ho detto è tutto vero, sorella, dalla prima parola all'ultima. Il tempo trasfigura i ricordi. Sono convintissima che era buono e innocente come tutti i bambini. Solo che a lei piace molto far finta di essere cattivo. Mentre in realtà sono un santo. A proposito, sorella, la scandalizzerei se le dicessi una cosa? Dipende da che si tratta. Una cosa che la riguarda molto da vicino. Allora è meglio che me la dica domani. Per oggi ha parlato anche troppo, il dottore mi sgriderà. Vado a prenderle le pillole. Bisogna che scenda giù in farmacia perché sono... Cosa fa in piedi? Niente. Perché si è alzato dal letto? Devo farle una domanda, sorella. Dica, l'ascolto. Immagino che lei sia in ottimi rapporti con il buon Dio. Non è così? Faccio il possibile. In conseguenza lei la morte la considera un premio, vero? Un mezzo per conquistare la beatitudine eterna. Sì o no? Sì, certo, ma perché? Perché voglio renderla beata. Non capisco. Se
Se prima mi avesse lasciato finire il discorso, ora capirebbe perfettamente. No! Che è successo? Non so. Vergine Santissima. Ci sarebbero mille cose da dire su questo brano. Il santo e il criminale che coincidono. Questa è la figura così presente nel cinema di Buñuel, che troverà poi nell'attore Fernando Rey la incarnazione definitiva. Questa collezione di rasoi, come non pensare all'occhio di Andalou, questo concetto del delitto e della religione mescolati, ma anche lato mancato, perché in tutto il film Arcibaldo de la Cruz, nota che si chiamava de la Cruz già nel romanzo, quindi non è uno scherzo di Buñuel, magari ispirato al mistico San Juan de la Cruz. E Buñuel nella sceneggiatura del film semplicemente gli cambia nome con un più rotondo Arcibaldo. Comunque Arcibaldo de la Cruz in tutto il film vuole uccidere, in tutto il film non riesce a uccidere perché c'è qualcosa che glielo impedisce, molto spesso un destino che uccide le vittime, gli innocenti, di nuovo, più sei innocente più sarai punito, che uccide le vittime al suo posto, l'atto mancato, che è la stessa cosa del crudelissimo Francisco, il quale anche lui è un campione dell'atto mancato, E infatti, dopo la scena del battere a macchina, con tutti questi improvvisi, si potrebbe dire zig-zag psicologici, no? Come lui a zig-zag cammina, dopo questi arriva il momento della mezzanotte e di quella che io chiamo l'operazione, che è la pagina più famosa e la pagina più folle del libro. La mandiamo subito. È l'ultimo brano, sì, del libro, del film. Gloria, deja eso. Ven, ¿Qué quieres ahora? estar junto a ti. Espera que termine. No, déjalo. Me odias, ¿verdad? Me aborreces. Si eres muy desgraciada conmigo, no me lo niegues. Ten lástima de mí. Nadie más desgraciado que yo. Estoy solo. Únicamente te tengo a ti y me odias. No te odio, Francisco. Sé que no tienes la culpa de lo que haces y que sufres más que yo. No me abandones, Gloria. Aún podemos ser felices. ¿Por qué no ves a un médico, Francisco? Estás enfermo. Es seguro que te pondrás bien. Entonces podríamos... Sí, haré lo que tú quieras, lo que me mandes, pero no me dejes. Ya ves que hasta te perdoné lo que me hiciste el otro día. Estoy seguro que me dijiste la verdad. No te he mentido nunca. Te sentías sola, desamparada. Necesitabas confiarte a alguien, ¿verdad? Así fue. Aquel día estaba tan abatida. No sé. Es natural. Afortunadamente Raúl es un hombre honrado y comprensivo. De todas maneras, sería muy violento y humillante para ti tener que contarle nuestra vida a un extraño. Mucho, pero necesitaba hablar, desahogarme. Te creía capaz de todo, menos de que llegaras a vender nuestra intimidad a un extraño. Hiciste muy mal, Gloria. Hiciste muy mal.
Lupe, Lupe. ¿No has oído? La señora. ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Questa scena superba ci mostra una trasformazione della normale suspense, perché ovviamente ci aspettavamo qualcosa del genere, con un passaggio al surreale. C'è uno scrittore francese dell'Ottocento, Isidore Ducasse, conte di Lautréamont. Conte di Lautréamont non lo era per niente, ma si firmava così. Il quale ha scritto una frase nella sua opera, Le Chant de Maldoror, che è diventata una specie di etichetta del surrealismo. Ovviamente i surrealisti della sua epoca non c'erano, ma lo adottarono come Sade, come uno dei loro santi e predecessori. E questa frase di Lautréamont recita così: l'incontro incongruo su un tavolo operatorio fra un ombrello e una macchina da cucire. Cosa abbiamo visto noi? Abbiamo visto qualcosa di molto simile. La lametta. Cosa serve la lametta? Non è spiegato nulla. E lì questo insieme di oggetti incongrui perché non spiegati e chiaramente esagerati, realizzano quello stesso déplacement, quella stessa spostamento logico che io trovo nella frase di Lautréamont. Ma c'è anche un'altra cosa da dire. E qui prendiamo, sì, ho il tempo di dirlo, prendiamo forse il film più famoso di Buñuel, che è Belle de Jour, in cui c'è la famosissima scena in cui Séverine, la signora d'alto bordo che forse diventa prostituta, dico forse perché potrebbe essere tutto un sogno di Séverine nel film, Catherine Deneuve per intenderci, che nel bordello dove riceve incontra il misterioso cinese con una scatolina da cui viene un rumore come di insetto. Una delle ragazze del bordello vede cosa c'è la scatolina e va via gridando no, no, questo mai. Séverine, Catherine Deneuve ci sta, ma non sapremo mai cosa c'era in quella scatolina. Molte cose misteriose nel film si possono intuire. A mio parere, per esempio, è una descrizione di un sogno di essere sodomizzato. Però nella scatolina non sappiamo mai. La scatolina resta un grande punto interrogativo diegetico che noi dobbiamo riempire. Allo stesso modo, e qui mi confortano anche le interviste di Buñuel, questi oggetti misteriosi sono un punto interrogativo diegetico che servono ad attivare la nostra risposta per la quale dobbiamo andare al nostro inconscio. Con cose, l'ago serve a cucire, voi potete immaginare cosa cucire, ma cosa serve la lametta? Buñuel stesso, parlando nell'intervista, accennava a tagliare il clitoride, ma tutto questo non è interno al film, è interno alla nostra risposta inconscia. È un passaggio al surreale. E ho appena il tempo di menzionare, non abbiamo altri brani, di passaggio alcuni sviluppi per poi fermarci sul finale. Il
Francisco corre per la città, finisce in chiesa, dove c'è questa bellissima allucinazione con tutti che ridono di lui, con questi flashes, normale risata, e picchia il prete, che è il suo amico. È una profanazione, certamente, ma in fin dei conti questo film è cominciato con una profanazione in senso etimologico. Quando Francisco ha mollato la lavanda dei piedi per correre dietro ai piedi di Gloria, ha trasformato una cerimonia religiosa in qualcosa di profano, cioè fuori dal tempio. E dopodiché, come è giusto, finisce in manicomio. Arriva la famiglia di Raúl e di Gloria, sono sposati con bambino, questa è un'altra ellissi naturalmente non dichiarata, ma avete notato la strana ritrosia di Raúl a parlare del bambino, il quale fra l'altro si chiama Francisco? Non è detto esplicitamente, ma non è difficile immaginare che Gloria fosse incinta quando è scappata e che questo bambino sia figlio di Francisco, perché se no Raúl avrebbe detto sì, è figlio nostro. Ma attenzione, cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella famiglia di Gloria, la quale, allego quello diceva Raúl in macchina, ama soffrire, nella famiglia di Gloria c'è di nuovo un bambino che è Francisco, c'è il segno di Francisco, il sangue di Francisco. E se pensiamo all'orribile bambino di Ensajo de un Crimen che abbiamo visto, non pensate che per Buñuel i bambini siano angioletti. È un uovo, l'uovo di Francisco depositato nel nido del suo rivale. E Francisco lo vediamo alla fine con saio da frate, in Buñuel santi peccatori, lo vediamo con saio, vediamo anche un altro grandissimo personaggio di Buñuel in un film meraviglioso che è Nazarin, che è un santo, non è un peccatore, ma combina un guaio dietro l'altro. Tutto quello che cerca di fare di buono finisce in male. Modificando un proverbio potrei dire che per Buñuel la farina di Dio finisce in crusca. E vediamo Francisco umile col padre superiore, gli dice il padre superiore come sta, la risposta è vostra reverenza lo vede, non è felice, però è migliorato. Il padre superiore gli dice continui a leggere le sacre scritture. Se qua ci fosse la scritta fine, sarebbe la tipico finale positivo ed edificante del cinema in genere. Se qui lui desse di matto di nuovo, sarebbe il tipico finale non positivo e non edificante, ma del cinema in genere, perché ci sono anche film che finiscono con queste sorprese. No, lui, dopo aver detto, aver mostrato la sua umiltà, avete visto che torna via, va via, la musica è di tipo thrilling e lui cammina a zigzag, come lo abbiamo visto fare in Casa di Gloria, come ci aspetteremmo dal punto di vista entomologico, perché c'è qualcosa del granchio, e quindi Buñuel ha voluto, è la risposta sarcastica, non solo al concetto di guarigione presente nel film, ma anche rispetto ai sacri testi che danno la pace dell'anima, secondo che sono stati tramite della pace dell'anima, secondo quello diceva il priore. E quindi vi lascio con questa definizione finale. Il lupo proverbiale, il lupo perde il pelo, ma non la camminata a zigzag.
E con questo vi ringrazio della pazienza.